grande giornata di sport e di ciclismo, direi a livello mondiale oggi al Ferrofini. L'Unione Ciclistica Veneta ha voluto appunto creare un momento di evidenza anche all'inizio della stagione da parte della maggiore squadra ciclistica femminile che c'è in Veneto, la Stanà. Quindi sicuramente un altro momento in cui il Ferrofini si apre al proprio territorio a chi nel territorio fa attività sportiva e lo fa soprattutto rivolto ai giovani, però guardando anche a grandi risultati che sono i prossimi mondiali e soprattutto le Olimpiadi del 2020. Grande manifestazione oggi, credo che il ciclismo veneto oggi sia contento di questa manifestazione, un grazie veramente al Presidente per la disponibilità. Abbiamo messo insieme oggi il meglio del ciclismo femminile e poi con 4 campionesse del mondo è stata proprio l'apoteosi di una manifestazione che veramente resterà nella storia. È una bella squadra, sono ragazze che hanno grande talento ma sono molto giovani, bisogna aspettare un attimo e credo che se riusciamo a tenere fermo e che tutti lavorano per un unico obiettivo nel giro di 3 anni penso che sia la miglior squadra che possa esistere. Per ora l'importante per me è fare esperienza. Adesso domenica correrò alla Canvevelgen, una delle grandi classiche in Belgio e spero di correre al meglio. Ecco. Sicuramente il sogno olimpico c'è, è inutile negarlo e sicuramente cercherò di lavorare il più possibile per cercare di realizzare questo sogno. C'è tempo e con calma cercherò di crescere e di costruirmi. Da Bassano verso, per adesso il Belgio la settimana prossima, poi si vedrà, si rientra sul Lussemburgo, poi in Italia con altre corse e allora vediamo come andranno. Ho avuto piacere di constatare che sono più veramente propensa per i giri a tappe, con l'andare dei giorni mi trovo sempre meglio, ovviamente adesso bisognerà vedere quest'anno perché l'anno scorso questo essere più propensa per le corse a tappe era a livello di condizioni e sensazioni perché sui risultati non posso parlare. Quest'anno, visto che è iniziato bene, adesso vedremo con le piccole corse a tappe come andrà, ma sono quelle che mi piacciono di più e quelle con cui mi sento più confidenza con la pedalata. Le Olimpiadi sono ancora lontane, io penso già quest'anno sto portando una bellissima maglia di Leader World Tour che spero di mantenere, so che sarà difficile, la diretta avversaria per ora è un'italiana, Elisa Balsamo, fortissima e che sicuramente ci sarà da lottare, però sarà una sfida con tutte le più forti under 23, sono veramente contenta di queste 2 prove World Tour che ho disputato ora accumulando punti e spero di dare veramente il massimo perché ci terrei veramente molto. Sicuramente sempre migliorare, però magari cercare di raccogliere i frutti visto che comunque è già il 3° anno in categoria e speriamo insomma di vedere cosa riusciamo a raccogliere appunto. Adesso ci sono le classiche del nord tra un paio di settimane o comunque la prossima settimana, lì a me piacciono molto quelle gare lì decisamente, quindi speriamo di far bene lì. Poi appunto c'è il Giro d'Italia e magari sognare la maglia azzurra al mondiale, ecco dai, visto che è molto duro. Sicuramente un grande effetto essere in una squadra del genere perché comunque è conosciuta a livello mondiale ed è con un'importanza nota e mi fa molto piacere, quasi onorata diciamo, far parte di questo team. Le mie aspettative per quest'anno non saranno troppo alte perché ovviamente sono un primo anno e diciamo in gruppo con le grandi che possono essere la campionessa olimpica o anche solo la campionessa europea che mi vedono come una bambina ancora, quindi diciamo che il mio primo obiettivo è quello di fare tanta esperienza che mi servirà poi in futuro per riuscire a destreggiarmi meglio in alcune tipologie di gare. Ovviamente però non perdo di vista quelli che potrebbero essere dei miei obiettivi personali, che sono quello di partecipare al campionato europeo Under 23 per quanto riguarda la cronometro e spero anche essere convocata per quanto riguarda la rosa per il settore strada. E niente, spero mi concentrerò maggiormente sulla seconda parte di stagione perché fino a giugno sarò impegnata con la scuola in vista della maturità e poi da metà giugno in poi darò il massimo per ottenere anche solo dei piccoli piazzamenti che però come primo anno elite saranno molto significativi per me.